Vorrei vedo Seneca su Doc, come ti rispondi secondo te a bidda de Seneca queste invasioni pacifiche di poetas e di artistas? Ha risposto sempre bene. Ten conto che questa cosa sta pensata in modo che Saida non fosse solo su Zasso e poi arrivare a questi poeti per fare questi affari così solo. È stato sempre pensato in modo che chi fosse sa vesta di questi poeti, ma sa vesta di Saida pure. E difatti il lunedì e martedì, che voi sapeste Santa Raimondo e Sant'Asilli, di stessi anni so che coincidiano pure. Poi sa festa vinti con un ballo sardo generale. Poi gli assunti si sospizzinos e Ocanno, insomma, hanno spuro che hanno interpretato la Divina Commedia. Quindi non è un festival gusto che viene saida un'alla e sospoita de fora sa satira. Oppure sa gente che ben de fora sa può intendere sospoita. È una cosa che funziona con intelligenza, sta pensando in questo modo. Stesi in disinci un vaghetto di questa situazione del suo festival. Come testi in Seneca in questa bidda di su Montiferro, questa situazione del suo sardo e fuori da c'è poetas, cantanta? Beh, la cosa più importante che si fa di noi è cantare a contratto e ballare. Quindi, e questo Seneca da attento sempre, questo de ballare e de cantare. Difatti, da un dizio, zai de sottogento si chiamerebbe il sedori loro e Seneca ballo. No. Su sardo che è due volte, tengo l'impressione che sia commento sa satira da spuro. Su sardo sono tanto proibito, sa femmina sta in famiglia. Questo è il problema, uno dei suoi problemi che teniamo. Cioè, su sardo o vuoi dare in famiglia, o vuoi dare sa femmina con suoi pipios, o se no non passato. E questo è una situazione enorme, è un problema a mano. Quindi noi stiamo che sia differente da questi satiro zassos.